Ciao, io sono Echidna, sono musicista e produttore di Saman Damiano. Echidna è una figura mitologica, metà donna e metà serpente, ed è considerata la madre di la maggior parte dei mostri mitologici. Quindi, considerando i primi pezzi che ho scritto, che non erano proprio facilissimi e che comunque anche a livello lirico e di parole hanno molte sfumature, non sempre allegre, facili, che vanno all'interno della mente, e ho detto perfetto, la madre dei mostri è Echidna. Per quanto riguarda i miei testi, non ho un argomento preciso, non ho una tematica. Per quanto riguarda Pilot, il mio primo EP, una tematica fondamentale era sicuramente l'amore, magari non visto nella classica visione paradisiaca, però quanto più magari dei lati oscuri di una relazione o dell'amore in sé. Parlo anche di me stesso, parlo anche in realtà di sensazioni che si possono provare tutti i giorni. Negli ultimi pezzi invece, quelli che vanno a comporre il prossimo EP o album, sto ancora decidendo, mi sono reso conto, mettendoli l'uno a fianco all'altro, di come vadano effettivamente a comporre un quadro che ha senso. E tutti quanti affrontano in maniera leggermente diversa il tema della ricerca personale, ovvero il tentativo di migliorare se stessi e in questo modo essere d'aiuto ed esempio anche per gli altri. Perché credo sia una cosa fondamentale partire da se stessi per poi poter aiutare qualcun altro. Quando mi dicono cosa fai, rispondo pop elettronico, dark. Sono costretto a usare questi termini che in realtà sono futili, perché nel senso non ci dovrebbero essere più i generi e le cose, o meglio, non esistono più i generi e le cose, è solo una cosa che ci è rimasta addosso, ce la portiamo dietro, i generi non esistono. Gli artisti adesso in America fanno quello che vogliono, assolutamente se ne fregano altamente dei generi. Sarebbe il caso che ce ne accorgessimo, che lo ascoltiamo, ci piace, però poi noi dobbiamo etichettarci con qualcosa. No, è musica, musica è musica, ciao. I miei suoni, la mia musica hanno le radici, nonostante io viva qui, all'estero. Nel senso, la creazione del suono di Echidna si è basata su artisti americani sostanzialmente, che sono quelli da cui io attingo e che ascolto sempre. Quindi sì, non faccio musica italiana, non ho suoni italiani, però l'idea appunto era quella di portare qui questi suoni. Mi piacerebbe che fra gli artisti e musicisti della zona si creasse una scena di collaborazione, aiuto e supporto reciproco, perché sono convinto che ci aiuterebbe sia i più giovani che quelli che magari come me suonano da 10 anni o chi lo fa già da più tempo. Aiuterebbe a crescere ognuno di noi in un modo diverso, ma a far emergere sempre più la realtà che c'è qui. Abbiamo l'esempio dei grandi artisti che potrebbero fare un album completamente da soli ogni giorno, collaborare costantemente con altri grandi nomi. Basta una chiamata e si fa la collaborazione e esce il pezzo. Sarebbe bello che si iniziasse a farlo anche qui fra di noi, perché c'è da guadagnare solamente a livello sia umano che artistico, e che da un certo punto di vista, se vogliamo chiamarlo economico, nel senso potremmo far veramente uscire quello che c'è qui, che altrimenti rischia di rimanere in garage o nella sala prove.
Io sono Echidna, trovate la mia musica su Spotify, su YouTube, trovate tutti i video che ho pubblicato finora e su qualsiasi social. Venite a trovarmi, ad ascoltare le canzoni, a commentare, scrivetemi perché è la cosa migliore e soprattutto vediamoci quando suonerò dal vivo.